nostra banca di credito cooperativo è nata nel 1896 ed ha chiaramente una lunga storia. Attualmente ha 32 filiali, si estende in 2 regioni, Veneto e principalmente ed Emilia-Romagna, e 4 province, Rovigo, Padova, Venezia e Ferrara. Siamo una banca che vuole essere legata in maniera indissolubile col proprio territorio, lo siamo statutariamente perché siamo una cooperativa, ma lo vogliamo assolutamente essere perché per noi l'essere banca del territorio significa supportare il territorio, sostenerlo e soprattutto dare delle risposte le più celeri, le più attente, le più puntuali, le più professionali. Banca Adria Colli appartiene al gruppo Cassa Centrale Banca di Trento, è un gruppo e noi direttamente una banca che sono affiliati a Confcooperative, quindi l'appartenere a Confcooperative significa per noi un plus, in qualche modo la volontà di far crescere il sistema della cooperazione e chiaramente ribadendo quelli che sono i valori dell'essere cooperatori. Il credito cooperativo è un patrimonio prezioso per i nostri territori e ovviamente per tutto il movimento cooperativo. Nasce con l'idea di creare un legame indissolubile tra l'economia e i valori e tra l'economia e il territorio in cui opera, quindi raccoglie le risorse del territorio, le reinveste nel territorio e lo fa attraverso l'attività anche dei soci che amministrano e che partecipano all'attività della banca. Riuscire a tenere agganciato e quindi formare, mantenere aggiornato in un mercato che cambia sempre continuamente, con un'economia e una finanza sempre più complesse, la società civile, cioè i soci delle banche di credito cooperativo, adempie proprio uno dei valori fondanti della cooperazione, che è formare e far crescere, oltre che economicamente, perché questo è l'obiettivo della banca, anche culturalmente e moralmente la società su cui opera e lavora. Sicuramente l'area del primario e quindi agricoltura e pesca hanno un peso molto importante nella nostra banca cooperativa, perché l'inserimento in un territorio dove ci sono tantissime realtà agricole, soprattutto un areale della pesca tra i più importanti d'Italia, questo ci ha fatto specializzare, soprattutto ci ha fatto supportare le attività delle cooperative numerose, importanti, che hanno avuto una grande evoluzione in questi anni, e poi anche rispetto a una sostenibilità che per noi è un fattore principe che va mantenuto e sostenuto, e quindi per noi è un percorso importante dove ci siamo specializzati e dove stiamo inserendo tante risorse. L'altro percorso importante per noi è il sostegno delle attività associative, delle tante attività culturali che ci sono sul territorio, e quindi cerchiamo in qualche modo di stimolarle, di supportarle, perché la crescita non vi deve essere solo crescita economica, ma vi deve essere di pari passo crescita culturale e crescita soprattutto sociale. Questi sono percorsi che per noi sono fondanti, importantissimi, su quali crediamo veramente molto.